Giovedì 9 maggio, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi avremo ospite un giornalista che racconterà la guerra appena rientrato dal Medio Oriente. Poi vedremo lo stop provvisorio causa maltempo del Palio di Ateneo in corsa a Catania e vedremo le misure, diciamo, che saranno prese al posto delle manifestazioni sportive all'aperto. E poi ancora a Castiglione la rassegna di vini che si intitola Le contrade dell'Etna. Ma anzitutto gli aggiornamenti sulla strage di Casteldaccia. Indagato il titolare della ditta Quadrifoglio che aveva in subappalto i lavori della rete fognaria. Secondo le prime indagini gli operai erano privi di protezione, senza corsi di sicurezza. Oggi ci saranno le autopsie al Policlinico di Palermo. C'è un primo indagato per la strage di Casteldaccia dove hanno perso la vita 5 operai mentre lavoravano alla rete fognaria. Si tratta di Nicolò Di Salvo, il titolare della ditta Quadrifoglio che aveva le opere in subappalto. L'accusa è di omicidio colposo plurimo. L'uomo ha ricevuto un avviso di garanzia, atto dovuto perché possa nominare un medico legale di fiducia che parteciperà oggi al Policlinico di Palermo all'autopsia delle vittime. Nell'incidente ha perso la vita anche il socio dell'imprenditore Epifanio Alsazia. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime non sarebbero dovute scendere nell'impianto, ma avrebbero dovuto procedere all'espurgo dei tombini dalla strada. La sonda dell'autoespurgo, che avrebbero dovuto calare dall'esterno, il tombino era stato ricoperto di asfalto in precedenti lavori stradali, si sarebbe bloccata e gli operai avrebbero chiesto il permesso al direttore dei lavori di AMAP di scendere sottoterra. Il tappo che impediva alla sonda di spurgare sarebbe saltato e i primi 3 operai sarebbero stati investiti da liquami e gas letale. Avrebbero quindi perso i sensi precipitando nella vasca sottostante. Per soccorrerli altri 3 lavoratori, tra cui l'interinale Giuseppe La Barbera, che era addetto al controllo della segnaletica stradale, sarebbero scesi. 2 sono morti, 1, Domenico Viola, è in fin di vita in rianimazione al Policlinico. Le indagini puntano a chiarire eventuali falle sulla sicurezza, nessuno degli operai indossava mascherine, con quali criteri fosse stato selezionato il personale che non sarebbe stato specializzato e non avrebbe seguito corsi di sicurezza e perché il tecnico AMAP avrebbe autorizzato le vittime a scendere nella stanza dell'impianto. C'è da chiarire anche la catena di responsabilità nella vigilanza sui lavori subappaltati alla ditta. Sulla strage di Casteldaccia vanno giù 2 sindacati che sollecitano l'invio di una trentina di ispettori. Vedremo dunque gli sviluppi delle inchieste, vedremo anche i risultati quando arriveranno delle autopsie. Intanto siamo andati a Partinico, dove viveva una delle vittime della strage, il dolore della famiglia Giordano. Ascolterete il figlio Gaspare sconvolto. Mio padre, dice, è morto da eroe. A Partinico è un giorno di lutto. Il paese in provincia di Palermo ha perso uno dei suoi figli, Ignazio Giordano, una delle 5 vittime della strage di Casteldaccia. Passione per il calcio, tutto per la famiglia, amava il suo lavoro e sorrideva Ignazio quando tornava a casa. La famiglia non ha più lacrime per quello che è successo. Il figlio Gaspare non si dà pace per una tragedia che forse poteva essere evitata. Si dice che è morto d'eroe, perché ancora noi non sappiamo e non abbiamo visto soprattutto nostro padre dopo quel tragico giorno. Non ci hanno fatto sapere niente né di che cosa si sta svolgendo dentro la camera mortuaria di Palermo dei Rotoli. Hanno detto solo che si trovava lì e non c'è stata data più notizia. Nella casa dove viveva Ignazio Giordano è un andirivieni di amici e parenti. C'è anche il fratello che è tornato dal nord Italia, appresa la notizia. Erano tutti esperti, ma soprattutto mio fratello in particolare, perché conosco lui e quell'altro non li conosco. Era molto attento a quanto riguarda i fattori di sicurezza. Immagine hai per il momento di tuo padre? L'ultimo ricordo che hai? L'ultimo ricordo. Io per ora l'unica cosa che non riesco a togliermi di mente è vederlo sopra quella barella con le labbra viola, con la faccia, sembrava che dormiva. Non ci sono parole per vedere un morto del genere, soprattutto un morto che si alza la mattina, che deve andare a fare la sua giornata di lavoro e tornare a casa dalla famiglia. Non ci sono parole. Davvero condivisibile questo dolore straziante.
Adesso andiamo a Palermo, dove diventa un giallo il caso della morte dei coniugi trovati senza vita nella loro abitazione. Dopo le autopsie, scusate, sembra non reggere l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. Una donna che si spara una prima volta al collo e poi, per farla finita, preme ancora il grilletto. Come fa a trovare la forza e la precisione per sparare ancora, e questa volta alla testa, tutto dopo aver ucciso il marito, esplodendo i primi colpi nel corridoio? L'uomo avrebbe tentato di fuggire e sarebbe stato freddato in cucina. Sono 4 i proiettili di calibro 9 che lo hanno raggiunto. Resta il dubbio degli investigatori sul caso di quello che sembrava essere confermato come l'omicidio-suicidio di via Notar Bartolo a Palermo. Non è dunque chiuso il caso dei 2 coniugi palermitani, il commercialista Pietro Delia e l'agente della polizia municipale Laura Lupo, trovati senza vita con ferite d'arma da fuoco nella loro casa lo scorso sabato mattina. Lei con in mano la pistola d'ordinanza. A fare assumere i contorni del giallo alla vicenda lo studio sull'esito dell'autopsia sul corpo della donna. L'appartamento dei 2 al 3° piano dell'immobile era chiuso e non c'erano segni di effrazione, cosa che aveva contribuito a confermare la tesi dell'omicidio-suicidio, così come le notizie sulle dinamiche di coppia, con la gelosia di lei nei confronti di una ipotetica storia del marito, con il quale si era ricongiunta da 1 anno e mezzo dopo 3 di separazione. Adesso questi elementi potrebbero non essere più decisivi. A fare ritrovare i corpi dei genitori era stata la figlia, che abita al piano di sotto. Non avendo notizie del padre, con cui aveva un appuntamento di lavoro, preoccupata aveva chiamato i vigili del fuoco, che sono entrati in casa e hanno scoperto i cadaveri. Proprio la figlia aveva dichiarato che la sera prima tutto sembrava a posto fra i suoi genitori. Buongiorno Sicilia, è il momento della rassegna stampa siciliana con Angelo Gagliano. E come sempre cominciamo dai quotidiani, dunque locali, quelli regionali. C'è la prima pagina della Sicilia che andiamo subito a leggere, perché si parla ancora della strage sul lavoro avvenuto a Casteldaccia, indagato il titolare della ditta Operai senza formazione. Poi il crack di Italia, i risarcimenti per Ustica in beni di lusso e resort, un buco da 130 milioni. E poi c'è anche la crisi idrica stamattina sul quotidiano La Sicilia, perché la cabina di regia e Monca, non partono i lavori alla piana di Catania. E ancora, sempre dalla prima pagina, le 2 notizie principali. Da una parte il super bonus che diventa una sorta di Vaillant, Giorgetti spalmare i crediti in 10 anni, le imprese no effetti retroattivi. Insomma è una questione che sta montando. L'altra notizia, libera di volare, fotonotizia, in un video c'è la sfida di una ragazza catanese che con la danza abbatte le barriere architettoniche, anche questa una bella storia. Poi ancora restiamo sulla prima, perché c'è il caso Liguria, Totti è difeso da Forza Italia e dalla Lega, c'è il fastidio dei Fratelli d'Italia, una talpa avvertì la cricca di Riesi, questa è la domanda che insinua stamattina la Sicilia. E poi sta facendo discutere, insomma sta facendo parlare la decisione dell'AstraZeneca di ritirare il vaccino anti-Covid e prepara una nuova sperimentazione. Pare che insomma non fosse aggiornato a quelle che erano le nuove varianti, potrebbe esserci dell'altro. Torniamo alla notizia che abbiamo visto sulla prima pagina, cioè la falsa partenza. La cabina di regia e Monca, a Ponte Barca è tutto fermo, non sono stati ancora avviati i lavori per ridurre le perdite che immetterebbero poi 600 litri di acqua al secondo nell'area catanese. Questo è quello che sta avvenendo. Intanto c'è l'annuncio, perché dal MIT arrivano 113 milioni per il rifacimento delle reti idriche in tutta l'isola. Sono queste alcune delle notizie. E l'emergenza idrica comunque pesa tantissimo nel Nisseno. La Protezione Civile ha convocato una riunione per la condotta colabrodo di Sicilacqua, una situazione davvero complicata e da risolvere al più presto.
Torniamo alla vicenda di Casteldaccia, gas killer, il buco della formazione, indagato come atto dovuto il titolare della ditta incaricata dello spurgo, operai privi di protezione, non specializzati e senza corsi di sicurezza. Sono questi i 3 cardini su cui ruota l'inchiesta, su cui si sta soffermando per l'appunto l'esame degli investigatori. Anche sulla Sicilia, vedete, i coniugi trovati morti in casa, dubbi sull'omicidio-suicidio. L'autopsia sui corpi della vigilessa e del marito lascia aperte altre ipotesi. Bisognerà vedere che cosa e dove porteranno queste ipotesi. La pagina è dedicata alla città di Catania e alla provincia di Catania della Sicilia. In questo caso si parla della zona industriale, si cambia marcia perché gli operatori invocano una maggiore sicurezza dopo i raid registrati nelle ultime settimane, perché dicono che le telecamere vanno bene, ma servono anche pulizia, servono delle strade percorribili, la segnaletica, la scerbatura e anche l'illuminazione perché la zona sia abbastanza fruibile. Questo sulla Sicilia. E adesso andiamo sulla prima del Giornale di Sicilia. In primo piano c'è la strage sul lavoro a Casteldaccia. I troppi dubbi di una strage, chi ha autorizzato gli operai a scendere nella vasca di liquami, perché nessuno ha impedito loro di farlo e per di più senza usare precauzioni, e il delicato compito degli inquirenti. Tra oggi e domani saranno effettuate le autopsie sui corpi delle 5 vittime, dall'AMAP all'impresa si setaccia al setaggio doveri e responsabilità. Come abbiamo già sentito, bufera sulla Quadrifoglio, indagato il titolare, mentre invece il ferito, un attimo ci arriviamo, eccolo qui, è andata alla fine della pagina, quindi fra un attimo rivedremo il tutto. Dicevo prima che sulla prima pagina c'è anche la questione del ferito, perché il ferito rimane grave in terapia intensiva e le sue condizioni sono molto preoccupanti. Sulla prima pagina sempre del Giornale di Sicilia, sull'omicidio-suicidio c'è la ricostruzione incerta, il giallo adesso si infittisce ancora di più. E poi fotonotizia per quanto riguarda il super bonus, un super bonus in 10 anni, l'annuncio è del ministro Giorgetti, si prepara un'altra stretta, lo Stato allungherà i tempi previsti per il pagamento dei crediti dell'edilizia e il ministro dice abbiamo davanti un nuovo Vajont, bisogna salvare i conti, c'è la protesta dei costruttori e anche dell'ABI. Ancora prime pagine, stavolta quello della edizione di Palermo di Repubblica, perché mette il focus sulla decisione dell'Ars che definisce distratta, morte di lavoro, ne parliamo, dice l'Ars dopo il voto. Il PD chiede una seduta all'Assemblea sulla strage di Casteldaccia, ma la conferenza dei capigruppo dice di no, avviso di garanzia al titolare della ditta del subappalto. Questa è la situazione. Poi vedete, è mancata l'organizzazione dell'intervento da parte dell'AMAP. A parlare è Alessandro Genovesi, che è segretario della Fillea CGIL. Questa è la sua dichiarazione. Poi ancora sulla prima pagina sempre di Repubblica c'è un caso, sono le scatole cinesi dello zoo profilattico, incassavano 2,3 milioni. Allora cerchiamo di sapere qualcosa in più, di approfondire questo tema dalle pagine interne. Regioni e spreche, le scatole cinesi dello zoo profilattico, 2 enti fantasma incassano 2,3 milioni. Nelle sedi dell'istituto una fondazione iscritta appena una settimana fa e anche un laboratorio. Un ex stagista racconta cosa fanno, quasi niente. Questo insomma è un approfondimento di Repubblica, un progetto per la reintroduzione del francolino di mare, altri uccellini liberati e non monitorati, tra gli assunti diversi familiari di politici. Insomma è una focus stamattina che trovate nelle pagine interne. Adesso torniamo invece alla vicenda e alla strage di Casteldaccia. I fari degli inquirenti puntano sull'azienda del subappalto ed è indagato il titolare. La procura lavora sull'ipotesi di omicidio colposo plurimo. Gli operai della Quadrifoglio non avevano in dotazione tutti i dispositivi di sicurezza. L'avviso di garanzia ha raggiunto il geometra Nicolò Di Salvo appena rientrato da un viaggio negli Stati Uniti. E vedete, poi ci sono altre voci, altri familiari e la disperazione. C'è
Monica Garofalo, che è la vedova di una delle vittime, ancora aspetto a casa Giovanni, scaricare la colpa sugli operai è un oltraggio ignobile. Io ho visto il corpo di mio marito 35 minuti dopo che la sua foto aveva iniziato a circolare sui media. Ancora una volta sono dunque le denunce dei familiari, e poi vedete le manifestazioni ancora in condizioni disperate. Intanto uno dei sopravvissuti, i medici eseguiranno degli esami specifici per capire se ci sono stati dei danni cerebrali. E poi vedete, è mancata completamente l'organizzazione del lavoro da parte del committente AMAP. A parlare il segretario nazionale della Filea CGIL e Genovesi. Se per motivi sopraggiunti bisogna cambiare il tipo di intervento, questa cosa deve essere autorizzata, ancora una volta sottolineo. E poi il problema non è semplicemente scoprire chi abbia ordinato agli operai di scendere in quella vasca, evidentemente vanno approfondite, vanno accertate altre questioni. Siamo in chiusura e abbiamo il tempo anche per leggere la prima pagina intanto della Gazzetta del Sud, che ha una apertura di carattere politico, diciamo così. De Luca torna e detta la linea, ma in Consiglio c'è un'ulteriore defezione. Sara Di Ciuccio lascia Sud, chiama Nord. A Messina gli assessori della Giunta Basilia, componenti delle partecipate, rispondono sì al diktat imposto. Diciamo. Intanto è importante che De Luca si sia rimesso, questo ci fa piacere. Lascia l'ospedale e quindi... Questa è una bella notizia. Poi sempre sulla prima pagina, avviso di garanzia per la tragedia di Casteldaccia, e nelle pagine interne stamattina del Gazzetta del Sud possiamo andare a leggere, vedete, il primo avviso di garanzia nel registro degli indagati Nicolò Di Salvo, socio della ditta che operava in subappalto. Sempre pagine interne, la crisi idrica, sale la tensione, migliaia di cittadini esasperati, alcune zone di Caltanissetta sono a secco da 11 giorni, i sindaci invocano adesso l'intervento del governatore. E poi, vedete, è stato presentato a Roma, è stato un progetto, vedete, la visione che ricrea il valore dei borghi, il ruolo dei sindaci in un percorso, abbiamo cambiato completamente argomento, di rigenerazione urbana che esalta una rete di identità, e il ministro Fitto fondamentale la qualità della spesa con scelte strategiche per il nostro territorio, anche lo sviluppo turistico che coinvolge 34 piccoli comuni siciliani, ce ne sono anche 8 calabresi. Due notizie di sport prima di chiudere. Intanto il Palermo, che domani va in campo, è una partita davvero complicata per la classifica soltanto, in realtà playoff, ultima chiamata, errori con l'Ascoli, problema alla testa. A parlare sempre all'allenatore del Palermo, che domani insomma cercherà di almeno blindare il sesto posto, che è importante ai fini proprio della post season. Catania, Zeoli è il sogno della Serie B. In un post con le parole di Senna, a meno di una settimana dall'esordio negli spareggi di promozione, il tecnico rosso-azzurro ha voluto comunicare ai suoi giocatori e ai tifosi che è venuto il momento di crederci. E per questo la squadra va in ritiro, aggiungo anch'io. La stampa regionale, fra poco quella nazionale, altri quotidiani con Angelo. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali con Angelo Gagliano. E partiamo dal Corriere della Sera questa mattina per i fatti nazionali. Intanto il titolo principale, ancora il caso Toti che agita il centrodestra, non lascio i PM, prese soldi da alcune ditte di rifiuti a casa di Spinelli, 220.000 euro. Lega e Forza Italia difendono il leader che si trova ai domiciliari, c'è la cautela di Fratelli d'Italia, l'inchiesta su affari e favori alla diga della Nautica. Allora andiamo subito nelle pagine interne, così cerchiamo di capire qualcosa in più. Sono 9 accuse per Toti, questo è il titolo interno, soldi dalle ditte di rifiuti, Genova per la procura, il suo comitato avrebbe ricevuto 195.000 euro, un'altra decina sarebbero gli indagati. E ancora, sempre pagine interne, su Repubblica,
vedete, la nuova Tangentopoli, scrive Repubblica, il patto con la mafia per rastrellare voti, quelli ci squartano, il soccorso dei riesini con i gemelli Testa come interlocutori per vincere le elezioni, il presidente ci ha detto siete 2 bulldozer, i parlamentari e i consiglieri beneficiati. Quindi questo è quello che viene fuori poi dalle carte dell'inchiesta. Vedete, l'inchiesta si allarga anche sulla Stampa, sospette tangenti da altri 2 imprenditori, sono stati sequestrati 220.000 euro in contanti a Spinelli, domani interrogatorio di Toti, tra i nuovi indagati anche il commissario del porto nominato dopo Signorini. Questa è la situazione, poi addirittura si parla di un sistema Toti, dal porto ai supermercati, dai rifiuti alla sanità. Così in 9 anni il governatore ha spalancato le porte ai privati, nella rete anche il club di calcio sponsorizzati per avere della visibilità. Insomma, un'inchiesta ad ampio raggio che stamattina viene ripresa da un po' tutti i quotidiani. Di questo ci siamo occupati e allora adesso andiamo a vedere anche le prime pagine degli altri quotidiani. Chiaramente in primo piano ci saranno sempre le notizie relative proprio a questa inchiesta. Ma leggiamo le altre notizie. Stoltenberg, che è il segretario della NATO, incosciente, la minaccia nucleare di Putin, e poi ancora la fotonotizia in prima pagina che vedete su Repubblica, una festa blindata, la fiamma olimpica sbarca a Marsiglia perché chiaramente ci avviciniamo per l'appunto ai giochi. E poi lasciamo anche la Repubblica, siamo sulla prima pagina della Stampa. Putin, una prova di forza, missili sulla centrale, e poi Gentiloni al PD, attenti agli abbagli, c'è un avvertimento di Gentiloni. 2 fotonotizie sulla prima della Stampa. Però vedete tutto intorno al sonone del libro, il mio Rushdie da una parte e l'inedita Murgia dall'altro, 2 diciamo, personaggi certamente che hanno segnato. Ancora attenzione, sempre le altre prime pagine, vediamo quella del Messaggero. Si parla di super bonus, l'abbiamo già in qualche modo accennato a questa notizia, un super bonus in 10 anni, ma le banche fanno muro. Giorgetti, il 110 come il Vajont, un disegno di legge per allungare i tempi di rimborso, sarebbero colpiti solo i lavori in corso. A Biance però temono una stangata e per questo motivo insomma sono su piede di guerra. Riforme e inchiesta tra Meloni e Schlein, si alza lo scontro, i democratici saranno in piazza il 2 giugno contro il premierato. Genova, ci sono altri 10 indagati, ma Salvini blinda Toti, abbiamo già detto. Poi una notizia che ci porta nel Lazio, mio figlio è spada e picchia la maestra che lo aveva ripreso. Ad Ostia la furia della moglie di un esponente del clan, Piantedosi al prefetto, risposta dura. Quindi insomma, poi c'è una fotonotizia per annunciare una intervista con Letizia Castà, che racconta il suo nuovo film, da diva madre coraggio, molestie nessuna esclusa. Insomma, a parlare è un simbolo dell'alta moda, che è diventata poi un'attrice, ha fatto un po' di tutto nella sua vita artistica. Adesso andiamo a vedere anche le altre prime pagine con il Giornale. Vedete il titolo intanto in alto: Meloni, vertice con il numero 1 della NATO, a Roma si consolida l'asse atlantico, l'affondo di Salvini su Macron, sicuri, a proposito della richiesta di inviare truppe in Ucraina. E poi Covid, le scorte di vaccini AstraZeneca ritirate dal commercio in tutto il mondo. AstraZeneca ritira il suo vaccino, come già fatto un paio di mesi fa in Europa. Ufficialmente l'azienda giustifica la decisione sostenendo che è stata una eccedenza di vaccini aggiornati disponibili. Poi ancora tutti i buchi del caso Toti, l'inchiesta in Liguria, dall'arresto 3 anni dopo i fatti contestati fino alla bufala dei contatti con la mafia. Il Giornale difende Toti a differenza degli altri che abbiamo visto prima. Proprio così, anche qui super bonus, è colpa di Banca Italia. Il ministro Giorgetti in qualche modo trova un capo espiatorio. Poi siamo su Avvenire.
Sballo di provincia, vediamo cosa significa. Nel silenzio ogni anno muoiono più di 300 persone per overdose. L'incidenza maggiore a Fermo, Perugia e Sassari, dove nel luglio scorso ci sono state 5 vittime in 3 giorni. Eroina e cocaina sono le principali cause di decesso, seguite poi dagli psicofarmaci, e ora c'è un faro sul fentanyl, che è la nuova droga che sta avanzando. Poi ancora, vedete, Meloni insiste sul premierato e la Schlein chiama la piazza, la Premier, cambio non traumatico per tutti, manifestazione del PD il 2 di giugno. Poi ancora, vedete questa foto notizia, c'è il caso meglio non viva, 5 anni in famiglia, ecco Giovannino che doveva morire, concepito con una fecondazione assistita 5 anni fa. Giovannino alla nascita fu abbandonato in ospedale a causa di una sua grave malattia, si chiama ittiosi arlecchino, meglio che muoia, nessuno lo accoglierà, e invece oggi vive felice in una famiglia a braccia aperte. Una bella storia quella raccontata stamattina dalla prima pagina, sulla prima pagina di Avvenire. Ora il Fatto Quotidiano, tranquilli, ho fatto il bonifico alla Lega, il virgolettato Spinelli intercettato su una decisione di Giorgetti, quindi insomma si allarga questa vicenda, e staremo a vedere a che cosa porterà. La Verità, AIFA sapeva dei danni da vaccino ma ha sconsigliato di fare i test e coi verbali segreti, mentre Speranza e C rassicuravano. Ancora qui si parla di vaccini anti-Covid. La Meloni attacca i governi Conte e Draghi, premierato per tutti. Questa è la Verità. Ora l'Unità, 2 fatti importanti in Tunisia, ondata di arresti di attivisti, in Italia stop agli aerei, salva naufraghi. Questo diciamo le 2 notizie che sono molto legate, perché se voletelo chiamatelo fascismo, così scrive l'Unità stamattina. Poi, senza reddito di cittadinanza aumenta la povertà, rapporto della Commissione europea sullo stato dell'indigenza, su come non si riesce più a vivere. Siamo sul Libero, toga party, PD, Movimento 5 Stelle a Genova, il PM, l'opposizione manettara. Lo strano arresto di Toti, scatene giallorossi, hanno già emesso sentenza di condanna, vogliono costringerlo alle dimissioni e sistemare un dem in regione. Orlando si scalda, questa è la ricostruzione fatta da Libero. Poi la RAI accusa Bortone, Scurati, regole violate, e ancora l'inviata ONI pro-Palestina scivola sui soldi, lo staff accetta il denaro, un'altra storia. È incommiabile la capacità della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 67, Francesca Albanese, di finire tenacemente. Poi chiaramente vi invitiamo a leggere a pagina 16 l'approfondimento. Vedete, qui ci sono le polemiche sulle vignette diffuse per la festa di Fratelli d'Italia sui social. Da una parte fai piangere la redazione di Repubblica, scrivi Giorgia, questo è quello che da una parte, poi dall'altra parte non farti rubare il futuro in Europa, il profumo della libertà, e con Giorgia, insomma davvero la sinistra sa scherzare solo sugli altri. Questa è la riflessione fatta questa mattina. Poi sul premierato non teme il referendum, solo comunque le parole della Premier Meloni. Il manifesto, vedete, anche qui stamattina si parla tantissimo, no, del premierato. Giorgia detta il titolo alla riforma costituzionale. Arriva in aula al Senato, ma Meloni sposta il dibattito fuori dal Parlamento e impone la sua visione. Con il premierato il Presidente della Repubblica rientrerà nei ranghi, mai più sovrapposizione di ruoli, comanderà tutto lei. Questa è la sempre lettura del Messaggero, del Manifesto. Poi Gaza isolata, 40.000 in fuga da Rafah, un numero impressionante. Israele tiene i valichi chiusi, gli aiuti non entrano, 1,4 milioni di palestinesi che sono bloccati. Davvero una situazione impressionante quella che viene raccontata. Siamo sul Tempo.
Sistemate l'onorevole, le minacce di morte per i falsi italiani dopo la nostra inchiesta, un'inchiesta del Tempo di Roma, l'audio che scoperchia la rete criminale che puntava al business delle cittadinanze e al consolato in Venezuela. Così provano a affermare il deputato che ha sollevato il caso. Si chiama Passaportopoli questa inchiesta. Poi il mio premierato, le preferenze e un colle arbitro con gli stessi poteri. Ancora una volta si parla di premierato questa mattina. L'Osservatore Romano, sogni di Latta in mezzo alla guerra. A Deir al-Balà, nella striscia di Gaza, un burattinaio crea marionette con barattoli raccolti per strada e organizza spettacoli per i bambini sfollati. Anche questa è una bella storia raccontata dall'Osservatore Romano. Noi chiudiamo con un ultimo quotidiano, stavolta però quotidiano sportivo, considerato che ieri si è giocato in Champions ma anche in Confederation Cup. Allora il riferimento è alla finale raggiunta dalla Fiorentina, che vola per l'appunto alla partita decisiva. Oggi tocca Atalanta e Roma per la storia, ma intanto in Champions il Real Carletto, cioè il Real Madrid a ciuffa l'ennesima e la 15ª, pensate, finale di Champions. Ha beffato nei minuti finali il Bayern Monaco. Sono state anche delle polemiche su alcune decisioni arbitrali. Abbiamo concluso la rassegna stampa, fra pochissimo il primo nostro ospite Nello Scavo, inviato ad Avvenire, appena rientrato dal Medio Oriente, quindi ci darà le ultime notizie su quelle che abbiamo appena letto con Angelo Gagliano sui quotidiani italiani. E intanto però diamo un'occhiata al tempo. Stamattina pioveva, vediamo un po', almeno dalle parti di Catania, vediamo. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Pressione atmosferica che torna ad aumentare nella giornata di giovedì al centro-nord, dove avremo prevalenza di sole, seppur con nuvolosità variabile sui rilievi del Triveneto. Tempo invece instabile all'estremo sud, così come dunque sulla Sicilia, dove avremo fenomeni diffusi specialmente nella prima parte della giornata. Tornerà poi a farsi vedere il sole nel corso del pomeriggio sull'estremo versante occidentale, così come su parte delle aree interne, il tutto con temperature massime che si manterranno pressoché stazionarie. Migliorerà poi il tempo su tutta l'isola nella giornata di venerdì. Avremo dunque prevalenza di sole con cielo sereno o al più parzialmente nuvoloso, solo un po' di variabilità in serata sull'estremo versante ionico, il tutto con temperature massime in graduale rialzo. Con questo è tutto, dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo. Beh, anche noi vogliamo parlare della Sicilia migliore prima della guerra, lo faremo più tardi con l'inviato dell'Avvenire. Abbiamo un ospite, Sergio Cimmino, che rappresenta Contrade dell'Etna. Cos'è Contrade dell'Etna? Contrade dell'Etna è la manifestazione più importante che esiste in Italia sui vini dell'Etna. I vini dell'Etna? Tratta quindi solo ed esclusivamente vini prodotti sul vulcano. Si svolgerà da sabato a lunedì 13 a Rovitello, Castiglione di Sicilia, vicino a Catania. Siamo ospiti del Picciolo Hotel Golf Resort, che ci dà un'area adeguata, dico, per allestire il nostro piccolo villaggio festoso. Già vi invidiamo perché stiamo vedendo le immagini di altre edizioni. Ma c'è un numero sterminato di partecipanti, ho letto. Il numero è elevato, anzi quest'anno speriamo nella clemenza del tempo meteorologico, perché l'anno scorso sotto allerta meteo abbiamo avuto un po' di defezioni. È una manifestazione che ha un bacino. 8.000, è vero? Sì, quasi 8.000. Cumulati nelle 3 giornate sono circa 8.000 presenze. E quindi più di 100 aziende che producono vino? Sì, l'Etna è cresciuta tantissimo. Ad oggi sono censite sull'Etna oltre 200 cantine. Caspita. Noi quest'anno ne abbiamo una 90 e rappresentano una ottima percentuale di tutto quello che si produce all'interno del territorio che viene denominato Etna DOC. Quindi presentano ognuno le loro migliori possibilità e i visitatori gustano con molto piacere, come state già vedendo. Degustazione libera. È una degustazione libera. Allora, ha una
ha tanti aspetti, diciamo, questa manifestazione. Certo. Innanzitutto probabilmente di quel grande successo è dovuto al fatto che è una manifestazione unica nel suo genere, quantomeno da Roma in giù. È una festa del vino. Non è un festival, non è una festa ingessata, voglio dire, è proprio una festa del vino. La festa del vino. Sì, ci si ritrova alle pendici del vulcano in uno scenario naturale che è unico al mondo, per festeggiare letteralmente la qualità e la quantità di questi straordinari vini e dei loro straordinari vignaioli. Perché la qualità del vino ha subito una costante evoluzione a migliorare, diciamo. Allora, quindi questa manifestazione è al 15° anno di attività. Nacque, diciamo, per volontà di uno dei pionieri dell'Etna, Franchetti. Franchetti, ecco, che fece questa cantina, un girovago del vino, uno che ha vissuto tanti anni a Bordeaux, con una grande conoscenza, anche una tenuta in Toscana che si chiama Trinoro. Quando arrivò sull'Etna, restò folgorato da questo territorio, decise di acquistare dei vigneti e da quel momento in poi diventò sostanzialmente la sua seconda casa. La sua forza carismatica ha fatto nel tempo nascere quello che oggi è Contrade. All'inizio era una festa tra vignaioli, ci si incontrava nelle stesse cantine proprio per scambiarsi consigli, scambiarsi assaggi e cose del genere. Poi il brand Etna è cresciuto tantissimo, è cresciuta la qualità, è cresciuta la quantità, e oggi ovviamente il brand Etna è un brand che non soltanto nel vino, diciamo, perché ha anche un traino per il turismo importantissimo. Certo. E c'è un rituale che è un po' francese, un primeur. Che Sì. cos'è questo un primeur? Ecco, l'imprimer è proprio fu proprio importato in Sicilia da Bordeaux, da Franchetti. Ecco. L'abitudine è questa: ci si incontra, i vignaioli si incontrano per assaggiare le prove di vasca, cioè si assaggia un vino, le imprimer sono proprio le prove di vasca non ancora affinate. Vengono provate perché ovviamente chi ha un palato adeguatamente allenato riesce già a capire dalla prova di vasca la qualità del vino dannata. E si scambiano questi pareri, Questa è una cosa, allora noi facciamo questo proprio per consentire a chiunque, quindi a tutte le cantine indistintamente, non ha importanza quanto si è grandi, e Contrade dell'Etna ha questa cifra, è una festa assolutamente orizzontale, cioè tutte le cantine hanno la stessa dotazione di base, l'unica cosa che li differenzia è la loro bottiglia di vino che sta sul tavolo. Bellissimo. Ricordiamo, per chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, che stiamo parlando di Castiglione di Sicilia da sabato a lunedì, questa Contrade dell'Etna. Adesso le faccio una domanda da non addetto ai lavori: perché i vini sono differenti gli uni dagli altri? Uno dice, ma sono tutti dell'Etna, sono tutti uguali, no? Sì. Guardi, il tema della prima masterclass che noi facciamo sabato mattina, che è sabato all'1 cominciano le masterclass. Le masterclass ovviamente sono riservate soprattutto, ecco, sono soprattutto giornalisti di settore, che per grazia di Dio, dico, arrivano copiosi da tutto il mondo ad assaggiare, a degustare questi vini. Il tema della prima masterclass è l'Etna, un vulcano, 1000 vini. Caspita. Perché è proprio il particolarissimo terroir dell'Etna che crea delle diversità così marcate, addirittura da creare situazioni in cui due vigne a distanza di 100 metri l'una dall'altra sulla stessa bacca producono vini completamente diversi. Incredibile. In tutto questo naturalmente giocano tanti fattori, c'è l'altitudine, ci sono tutta una serie di fattori. La verità vera è soprattutto è il suolo. Il suolo che ha una mineralità eccezionale e dona a questi vini un tasso di personalità
che è difficilmente raggiungibile da altre Ma barche. il suolo vuol dire prevalentemente sabbia vulcanica. Sabbia vulcanica. È proprio quella che è costantemente in evoluzione. Ecco, la fortuna, l'origine della fortuna di questi vini è proprio dovuta alla ricchezza di questa sabbia vulcanica, chiamiamola così, sì. che dona una tipicità a questi vini che è unica perché al mondo. Non ce ne sono altre. Unica al mondo. E poi io se non sbaglio in costante evoluzione, perché l'Etna come no? ai noi, oppure assolutamente. per fortuna continua sempre a eruttare, a produrre nuove colate che poi diventano anche terreno. E tutto questo è stato, come dire, valorizzato da una giovane generazione. Prima forse non era così valorizzato tutto questo. Allora diciamo che in 15 anni, che è l'arco di tempo che noi possiamo osservare attraverso questa manifestazione, i cambiamenti sono stati tantissimi. Abbiamo avuto un livellamento verso l'alto incredibile, intanto perché c'è stata la volontà di crescita. Per opera di Franchetti sono nate tutta una serie di attività sull'Etna che poi ovviamente sono ricadute a pioggia sul territorio. Il far sistema, l'essere collaborativi, scambiarsi anche dei consigli su come portare avanti determinate problematiche all'interno dei vigneti probabilmente è stata anche una, diciamo, delle armi che ha portato poi questi vini a primeggiare a livello fare internazionale. Sistema, e quindi questo sconfigge anche uno dei luoghi comuni, no? Dicono l'individualismo nostro, non è vero, è il contrario. Guardi, io posso dire invece una cosa, questi vignaioli straordinari hanno un profondo legame con il loro territorio. Profondissimo, e ho trovato invece, a differenza di altri settori, io faccio il comunicatore d'impresa da 40 anni, ho visto di tutto nella mia vita, ma devo dire che obiettivamente ho trovato invece una forza di coesione tra di loro che mi ha sorpreso. Mi ha sorpreso. E questo è dovuto ma perché i loro rapporti sono più veri, non so come dire. Ecco, per questo dico che Contrade è una manifestazione unica nel suo genere, perché è una festa della convivialità, è una festa dei vini, perché sono tutti vini straordinari, bianchi, rossi, rosé, bollicine. È difficile, veramente difficile, trovare un vino che possa essere sotto una soglia media di qualità, che già è abbastanza elevata per chiunque. Ed essendo una festa non può non avere una madrina, è quella la madrina. Certo. Allora, noi ogni anno abbiamo dall'anno scorso scelto un personaggio che può darci lustro, che può aiutarci ad accendere ancora maggiormente i riflettori su questa realtà, su questo territorio. L'anno scorso abbiamo avuto lo chef Heinzbeck, che è stato padrino della nostra manifestazione per tutto l'anno corrente. Quest'anno passerà il testimone a Stevie Kim. Stevie Kim, che è una istituzione. Il nome è iconica, è una donna iconica del mondo del vino. Che è americana, però in realtà è di origine coreana. Esatto, giusto? Perfettamente. Lei è una dei founder dell'Accademia Vinitalia International, è una donna che ha una forza comunicazionale veramente incredibile ed è apprezzata. No? Sì, è già sull'Etna. Abbiamo visto foto, perché lei comunque fondamentalmente è una grande appassionata. Fantastico. E ha dichiarato una cosa che noi abbiamo riportato, questo è stato il motivo per cui abbiamo subito pensato a lei. Ha dichiarato in un'intervista che i vini dell'Etna sono i vini più sexy del mondo. Più sexy del mondo, che detto da lei, insomma, ha il suo significato. Sicuramente il significato. Bene, complimenti anche per questo. L'appuntamento è Contrade dell'Etna, la più importante rassegna di vini sull'Etna, in programma da sabato a lunedì a Rovitello, Castiglione di Sicilia, vicino a Catania. Più di 100, un centinaio comunque, le aziende coinvolte. È una manifestazione, come dire, molto interessante, molto significativa,
significativa anche per l'attività della nostra area e anche molto da gustare. Come no? Soprattutto da gustare. Soprattutto da gustare. Bene, complimenti a Sergio Gimino, grazie per essere stati con noi. Adesso facciamo una breve pausa e fra poco un altro argomento. State con noi, buongiorno Sicilia. Abbiamo un altro ospite a Buongiorno Sicilia, Luigi Mazzone, che è presidente del CUS Catania, benvenuto. Dobbiamo fare gli aggiornamenti per quanto riguarda il Palio di Ateneo, che è cominciato ieri, una bellissima manifestazione, tra l'altro l'avete sicuramente intravista a Catania, in via Etnea, con centinaia e centinaia di studenti rumorosi, con le loro bandiere, con i loro slogan, bellissimi. Però stamattina a Catania è arrivato il maltempo, adesso forse in questo momento grazie al cielo non sta piovendo, ma qui era prevista per il Palio di Atenea la manifestazione al villaggio turistico Le Capannine. E che succede allora? Succede che ad oggi le gare sono sospese a causa del maltempo, perché dovevano essere i giochi alla spiaggia sostanzialmente, per cui il tempo ha condizionato le giornate di oggi. Succede che domani è previsto comunque un tempo più mite e sicuramente domani sono fiducioso che al CUS si completerà il palio di quest'anno. E lì almeno siete al chiuso un po'. Lì ci sono i nostri palazzetti, c'è il campo, però le previsioni per domani dovrebbero essere comunque sono più migliori. clementi. È possibile che magari facciate una puntata di nuovo verso la zona delle Capannine? Non penso. Comunque è una manifestazione di grandissimo interesse, perché ci sono quante persone sono coinvolte, giovani, squadre? L'Università di Catania ferma le sue lezioni attraverso il magnifico rettore, il professore Priolo, ed è vediamo le immagini, una manifestazione in cui sono assolutamente migliaia e migliaia di studenti coinvolti. È una manifestazione che è seconda solo c'è stata la parata da Villa Bellini a Piazza Università con migliaia di studenti, rappresentanti ognuno un dipartimento, con cori, fumogeni, con un folklore, con una goliardia unica. Si vede in occasione di una promozione sportiva del Catania, nella festa del religiose, insomma. In quelle occasioni è il Palio oggettivamente uno ormai delle 3-4 manifestazioni in città che richiama piazze piene. Allora, 13 squadre, 200 atleti per squadra, quindi siamo già a 2006, una cosa del genere, e sono gare goliardiche universitarie. Che vuol dire? Che sono gare... Ovviamente c'è la competizione, ma la goliardia, magari anche, passatemi il termine, gli sfottò, i giochi non convenzionali, c'è la pallavolo, c'è il calcio, ma c'è il tiro alla fune, c'è tutta una serie di manifestazioni in cui c'è l'evento competitivo nell'ambito di un gioco che è il gioco del Palio. Che poi è bello perché abbiamo visto facce sorridenti, allegrie poco fa nelle immagini, ma è anche singolare il fatto che, come dire, questo agonismo un po' non forzato, come siamo abituati a vedere certe volte, si sia coniugato con l'università. È bello questo. Guardi, è proprio bello. Io le dico, ho ricevuto feedback da parte di altri presidenti di CUS perché è unico in Italia. Ecco. E devo dire con orgoglio che per una volta Catania, il CUS, l'Università di Catania è la guida. Mi sono arrivati feedback da Torino, da Napoli, da Roma, in cui in nessun'altra città gli studenti universitari per una manifestazione sportiva goliardica invadono in 5.000-6.000 le strade della città, un po' come si faceva un tempo, forse, certo. No? Eppure vedo che c'è anche agonismo autentico. Consideri che ci sono quelli che ovviamente poi vogliono vincere. Giusto. Succede che magari uno studente universitario è anche impegnato in una squadra agonistica di pallavolo, in una squadra agonistica di basket, ed è subito cooptato per
per andare a far dar punti al proprio dipartimento. Quindi domani importante, al CUS, conclusione delle gare, vedremo quale sarà il dipartimento, perché la gara avviene per dipartimenti. Per dipartimenti. Che sono uno contro l'altro, sì, diciamo. C'è una grande conflittualità tra ingegneria e medicina. Ecco. Ora, non vorrei sbagliare, per cui ho paura, mi sembra che ingegneria abbia vinto 13 pari, ma veramente chiedo scusa se sto sbagliando. Ma già i quotidiani stamattina dicevano i titoli, medici contro ingegneri, medicina. Sì, e sono i due dipartimenti più forti, più rappresentativi, ma devo dire che tutti i dipartimenti hanno delle grosse rappresentatività. E questo è molto bello. E poi c'è anche il Fantapalio. C'è il Fantapalio, per cui si è scatenato attorno al palio. Non è male questa idea, no? No, ma si è scatenato, devo dire che gli studenti si sono, devo dire, anche noi come CUS Catania abbiamo un servizio, un ufficio sulla comunicazione, e noi come scelta abbiamo consegnato l'ufficio della comunicazione agli studenti che fanno le trasmissioni attraverso i nostri uffici, perché gli studenti protagonisti attraverso la comunicazione, attraverso il Fantapalio, attraverso tutte un'attività collaterali dei loro stessi giochi. Vabbè, ricordiamo, il Fantapalio l'hanno capito tutti, ma è una specie di fantacalcio, sì, di fantacalcio, Sanremo, l'app, certo. si punta, si fa, anche questo è molto molto divertente. Abbiamo detto, premiazione avviene nella giornata di domani, venerdì al CUS, quando non c'è un orario, perché dipende da quando finiscono le gare. È un po' come la festa di Sant'Agata, l'orario di conclusione è opzionabile. Vabbè, è bello perché tutto è, come dire, in movimento, non è che è prestabilito. Assolutamente. Mannaggia, ma oggi non riuscite a fare qualcosetta? Al momento no, l'ultimo aggiornamento prima di entrare qua con voi in studio no, però ecco, ripeto, è work in progress. Work in progress, giusto. Va bene, allora noi diamo l'appuntamento comunque nella giornata di domani negli impianti del CUS, quindi il Centro Universitario Sportivo di Catania. Si concluderanno le gare che sono, come dire, si svolgeranno nelle ore quando e come è possibile. Ci sarà la proclamazione del Dipartimento che vincerà l'edizione 2024. Vedremo se saranno in medicina contro ingegneria oppure chissà qualche sorpresa ancora. Grazie in bocca al lupo, e anche incrociamo le dita per il maltempo. Luigi Mazzone, che è presidente del CUS di Catania. Noi ci fermiamo provvisoriamente per qualche istante e poi dopo ci sarà ancora un altro argomento. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo un ospite importante perché è il momento di parlare un po' delle cose che stanno capitando purtroppo e che ci preoccupano in Medio Oriente. Nello scavo, inviato di Avvenire, lui è un giornalista, come dire, reporter internazionale, che ha corrispondente di guerra, ha girato un sacco di parti del mondo, i suoi articoli vengono anche ripresi da altre testate internazionali, il New York Times, Washington Post e così via. Sei appena rientrato da Israele. Allora, sì. Domanda, qui tutti siamo pieni di curiosità perché anche siamo un po' impauriti e anche un po' tesi per quello che capita. Prima di tutto, qual era la situazione che tu hai lasciato a Rafah, a sud, diciamo, della striscia di Gaza, dove abbiamo appena letto stamane 40.000 civili sono o sarebbero in fuga? La situazione è molto difficile, ma giornalisticamente è problematica perché a noi non è permesso di entrare nella striscia di Gaza e dunque le informazioni che abbiamo le otteniamo attraverso testimoni sul posto, giornalisti locali, molti dei quali sono stati uccisi in questi mesi di guerra, le parrocchie che comunque ci sono e funzionano, ci sono delle suore che ancora rimangono lì, hanno deciso di non allontanarsi nonostante gli fosse stata offerta la possibilità di mettersi al riparo. E la situazione è veramente catastrofica, come poi mostrano anche queste immagini. A Rafah in questo momento bisogna pensare ci sono circa 1.300.000 persone, forse 1.400.000. Viene chiesto loro di spostarsi perché l'esercito israeliano vuole compiere delle operazioni, ma non è semplice spostare
un numero così alto di persone in un territorio così piccolo, in gran parte distrutto. L'alternativa sarebbero dei campi improvvisati dove non si capisce come si otterrà da mangiare, come si avrà da bere, o andare sulle spiagge. Ma secondo Israele spostarsi dove? Verso l'Egitto, verso la Cisgiordania? Allora, la Cisgiordania non è accessibile perché è chiusa da Israele. L'Egitto non è accessibile perché è chiusa dall'Egitto. L'Egitto non vuole, che un numero così alto di palestinesi, non vuole che venga scaricato questo problema, tra l'altro su un'area dell'Egitto particolare, perché si affaccia sul Sinai, che è una zona dove si parla sempre molto poco, ma è infestata di milizie, di criminalità, di problemi etnici, anche di tipo religioso, oltre che politico. Quindi sono incastrati, sono letteralmente in trappola, sono persone in trappola. Ora, l'altra notizia di queste ultime ore è un distacco intenso, forte tra Stati Uniti e Israele come mai forse prima, perché credo lo stesso Biden personalmente ha ammesso che le bombe americane hanno ucciso dei civili da quelle parti dove sei stato tu, e quindi ha detto adesso non ve ne mandiamo più, cioè Israele non avrà più bombe americane, anche perché noi con le nostre bombe, anche se gli Stati Uniti non sono direttamente coinvolti nel conflitto, sia chiaro, però sono stati uccisi dei civili, è così? È così, è importante che questo sia stato ammesso da parte dell'amministrazione americana. Va sottolineato che il segretario di Stato americano, diciamo il ministro degli esteri degli Stati Uniti, è un ebreo, Blinken, quindi che rivendica diciamo, questa sua storia, appartenenza personale, e che per circa 6 volte si è visto sbattere le porte in faccia dall'amministrazione israeliana, a cui aveva chiesto di allentare la presa su Gaza e provare ad avviare un negoziato che potesse stabilire un percorso anche di sicurezza per il futuro, perché uno dei grandi problemi, io vado molto in Cisgiordania, dove ci sono scontri ogni giorno e ogni notte. Uno dei scontri tra chi? Spiegamolo. Tra esercito israeliano che entra in quelli che noi chiamiamo campi profughi, ma che in realtà sono ormai delle città da 40-50 anni, Ramallah, Nablus, Jenin, Hebron, la stessa Betlemme, e scontri tra l'esercito israeliano, gruppi di palestinesi che provano a resistere in maniera armata. E dobbiamo anche ricordare che la Palestina, che noi definiamo come tale Cisgiordania, West Bank, come la chiamano gli americani, non è più un territorio circoscritto, perché all'interno si trovano 291 insediamenti di occupazione israeliana. Quindi c'è una tensione fortissima e questo conflitto rischia di procurare instabilità per i prossimi anni, semplicemente perché molti di quei bambini che oggi hanno perso una gamba, un braccio, i genitori, non hanno più famiglie, sono orfani, se dovessero essere cresciuti, oltre che in questa cultura della violenza, anche da una parte del fanatismo islamico che in quelle zone comunque è presente, potrebbero diventare i terroristi che dovremmo affrontare tra 20 anni. Ti chiedo da esperto, oltre che da cronista che ha davanti le immagini che ci stai raccontando davanti ai propri occhi, qual è l'obiettivo di Israele secondo te? Cioè, questo è quello che non si riesce a capire, perché da più parti, Nazioni Unite, comunità internazionali, organismi dicono state facendo un genocidio. E Israele risponde, ma voi vi dimenticate che ci hanno attaccato con 5.000 missili, vi dimenticate che ci sono gli ostaggi civili, che non, almeno una parte di questi, che non sono stati riconsegnati. Hamas è un'organizzazione terroristica anche non solo antisionista, ma è antisemita e così. Qual è secondo te l'obiettivo di Netanyahu? Ma allora, c'è un modo di dire in Israele: se prendi 2 politici israeliani, li lasci a cena da sole, fondano 3 partiti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in realtà non è chiarissimo qual è l'obiettivo, perché ci sono diversi obiettivi tra le diverse parti. L'ala estrema del governo israeliano vorrebbe rifondare Gaza, hanno già presentato dei progetti in stile Dubai per come sarà Gaza quando verrà espugnata dalla presenza palestinese, si potrà costruire stabilimenti turistici, luoghi di ritrovo, aree industriali, e quindi questa parte politica evidentemente ha l'intenzione di prendere il controllo di Gaza, allontanare la popolazione palestinese, trovargli un posto, che si tratti dell'Egitto, della Cisgiordania, da qualche parte nel deserto, e riprendere il controllo dell'intera striscia costiera israeliana sul mare.
C'è un'altra parte di Israele che invece dice noi dobbiamo bonificare Gaza dalla presenza di Hamas e delle ali estremiste e installare lì l'autorità palestinese, che era stata di fatto allontanata nel 2006 dalle elezioni che avevano permesso la vittoria di Hamas a Gaza City, e soprattutto avevano diviso l'autorità palestinese, che non aveva più un controllo dalla Cisgiordania a Gaza, perché non tutti sanno che la Cisgiordania non è collegata con Gaza, si tratterebbe comunque di territori palestinesi non collegati tra di loro, in mezzo c'è Israele. E su questa diatriba interna anche al mondo palestinese Netanyahu ha prosperato politicamente. E poi c'è un dato che non va trascurato, e cioè che Netanyahu ha davanti una prospettiva di processi giudiziari importanti per corruzione a suo carico, e tutti gli indicatori dicono che potrebbe essere arrestato, e allora ha necessità in qualche modo di ottenere un risultato politico-militare rilevante per poter sperare magari in un alleggerimento, dovesse presentarsi come un nuovo padre della patria. Ora tu lo saprai benissimo, anche se sei appena rientrato dal Medio Oriente, tutta l'opinione pubblica spera nella pace, no? Perché dice basta, non se ne va più di questa, ogni giorno, e anche le immagini di bambini, civili, vittime innocenti che non c'entrano niente. Poi si parla continuamente di una trattativa che non si capisce se c'è, se è vera, se non c'è, se va avanti. Secondo te a che punto siamo? Allora, siamo abbastanza vicini a stabilire un punto nella trattativa. Il tira e molla è tipico di quelle aree, serve per alzare o abbassare il prezzo o l'asticella. Bisogna trovare però dei punti di accordo su alcune questioni chiave, una delle quali è la liberazione di Marwan Barghouti. Barghouti era, diciamo, il braccio destro di Arafat, arrestato più di 20 anni fa da Israele con accuse di terrorismo. E Barghouti dal carcere, io ho intervistato diverse volte i familiari che hanno contatti con lui, e ha fatto sapere di non avere condiviso l'operazione di Hamas a Gaza. Barghouti dice i civili devono stare fuori dai giochi. Allora proprio Hamas sta chiedendo la liberazione di Barghouti, perché potrebbe essere un leader politico e anche militare in grado di riunificare le fazioni palestinesi. Il timore di Israele è che una Palestina troppo forte e troppo unita diventi un problema per Tel Aviv. Su questo si sta negoziando molto, anche perché temo, anzi sono abbastanza sicuro di questo per aver incontrato anche il presidente Abu Mazen ed altri, che l'eventuale liberazione di Barghouti sia un problema per la stessa autorità nazionale palestinese, che non è da tutti ben vista in Palestina, e quindi se un personaggio di questo spessore e di questo carisma dovesse trovare la libertà, diventerebbe poi un problema per chi oggi governa la Palestina. Quindi c'è da una parte un negoziato internazionale su Gaza e dintorni, e dall'altra parte c'è un negoziato interno al mondo palestinese e altrettanto nel mondo israeliano. Quindi situazione estremamente complessa e anche dolorosa e purtroppo anche sanguinosa, come vediamo tutti i giorni, che a quanto ci dice nello scavo, insomma, non è di prospettiva facile come soluzione. Ti chiediamo un paio di curiosità ancora, visto la tua grande esperienza. La minaccia di Putin nucleare per quanto riguarda l'Ucraina ha consistenza? È una cosa seria o un gesto un po' da sbruffone? Allora, ti dico una cosa, tra colleghi, noi andiamo in giro con le pillole per la tiroide da ormai più di 2 anni, perché ci dicono tenetele lì, perché se dovesse sganciare l'arma nucleare tattica e voi foste abbastanza lontani dall'epicentro dell'esplosione, comunque le pillolette prendetele, anche se i medici ci hanno detto che non servono a nulla. Perché le hai prese quindi? Non le ho prese, per fortuna non le ho prese. Adesso devo fare quelle nuove perché poi hanno una scadenza. Allora il punto qual è? Tutti noi teniamo in considerazione questa possibilità, però al momento non la vediamo così vicina. Potrebbe essere un gesto disperato, questo sì, e bisogna fare in modo che non si arrivi all'estremo di costringere Putin a compiere un gesto disperato. D'altro canto però bisogna continuare a dare, questa è la mia personale opinione,
anche la possibilità all'Ucraina di continuare a difendersi, perché quando sei sul terreno e parli con le persone è una percezione diversa da quella che può esserci in alcuni talk show a 1500 km certo, di distanza. Allora certo. tu chiedi alla popolazione: ma non siete stanchi di 2 anni di guerra? La risposta è sì, siamo stanchi. Ma siete disposti a combattere ancora? E alcuni dicono: no, ma io in guerra non ci voglio andare perché stanno morendo in molti, tantissimi sono mutilati, non vorremmo, diciamo, ridurci in questa condizione. Bene, quindi siete disposti a trattare? No, non siamo disposti a trattare perché non vogliamo stare sotto Putin. Ecco, questo ci deve far capire qual è l'umore, il sentimento della gran parte della popolazione ucraina, e la politica dovrebbe provare a trovare un pertugio dentro a questa complessità per negoziare su delle basi che siano di verità e di giustizia, anche di equità. Ricordiamoci che c'è anche un certo numero di bambini deportati dall'Ucraina alla Russia illegalmente, e per questa ragione Vladimir Putin è indagato. Aggiungo una nota catanese, Anzi, perché ha un utile, mandato di cattura, mi ha pare. un mandato di cattura, e aggiungo una nota catanese perché è utile ricordarlo che il presidente del Tribunale della Corte Penale dell'Aia, che ha convalidato l'arresto per Vladimir Putin, è un grande magistrato, Salvatore Rosario Aitala, che è di Catania. Ecco. Ci fermiamo qui, è inutile dirlo, insomma, restiamo sempre col fiato sospeso, comunque siamo ricchi di nuove informazioni e valutazioni da un occhio diretto come quello di Nello Scavo, inviato di Avvenire, appena rientrato dal Medio Oriente con una vastissima, come avete sentito, esperienza internazionale. Facciamo pausa, adesso è il momento del nostro almanacco, grazie e buon lavoro. Riparti Grazie. adesso subito? Riparto tra pochi giorni per l'Ucraina. Buon viaggio e Grazie. buona continuazione dei tuoi reportage, sempre interessantissimi. Almanacco, grazie. Alla fine di un pasto il caffè non va versato in cucina e servito già in tazzina agli ospiti. Dopo aver liberato il salotto da bicchieri e altro, si porterà il servizio da caffè insieme alla zuccheriera, la lattiera e qualche dolcino di accompagnamento. Solo quando tutto sarà sul tavolino, il padrone di casa farà il suo ingresso con la caffettiera fumante. Oggi si celebra la giornata dell'Europa, che si svolge ogni anno il 9 maggio. Celebra la pace e l'unità in Europa. La data segna l'anniversario della storica dichiarazione in cui l'allora ministro degli esteri francese Robert Schuman espose l'idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee. La proposta di Schuman è considerata l'atto di nascita di quella che è oggi l'Unione Europea. Sapete che la combinazione di cipolle e ravanelli è un rimedio contro la sinusite? Questo composto infatti ha proprietà antinfiammatorie che aiutano a decongestionare il naso. I suoi principi rilassano i condotti irritati e stimolano la rimozione del muco accumulato. Eccoci di nuovo in diretta, è il momento di dare un'occhiata alla tazzina, no, di salutare Marco Amato. Ciao Marco, oggi che abbiamo? Buongiorno. Questa tazzina è molto decorata. Che cosa c'è in primo piano? Che sono? Una pagoda giapponese, sono due, in mezzo c'è un ponte. L'ho visto un po' come un simbolo, un invito alla calma zen e alla risoluzione che ci può essere nel conflitto tra due parti. Proprio perché per adesso gli eventi sono un po' hot e mi è piaciuto anche osservare astrologicamente un conflitto recente che ha fatto molto parlare di sé, ovvero quello di due eminenze del giornalismo italiano che sono Lili Gruber e Enrico Mentana. Clamoroso è accaduto che il programma della Gruber 8:30 si è dovuto spostare ben alle 8:46 perché Mentana ha allungato il suo programma per
una questione di tempi per dare delle notizie. Ecco, la Gruber ha assolutamente puntualizzato la faccenda e siccome è stata da brava ariete veramente molto forte, Mentana giustamente scusa, gli ha detto è brutta cosa, incontinenza, mi pare, insomma, parole forti, no? Diciamo, in quello c'è tutta la zodiacalità della Gruber, che è un ariete. L'ariete è veramente una personalità molto 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 esplosiva. Il rigorismo formale del Capricorno non è da meno, perché poi giustamente ha chiesto anche l'intervento Mentana della Rete, e lì c'è tutta la zodiacalità di Ariete e Capricorno. In battaglia gli Ariete sono i guerrieri e gli Ariete pensano a vincere una battaglia, ma i greci pensavano che la guerra, se la vuoi vincere, è tipica dello strategos, ovvero il Capricorno. La differenza di questi due segni zodiacali, che sono molto portati per la strategia e l'azione e lo scontro, è tutta nel fatto che l'Ariete è esplosivo come un guerriero, mentre invece il Capricorno alla lunga pensa alla tattica. In ogni caso, il sano invito al rispetto reciproco che è stato fatto dalla Rete, per cui lavorano, è semplicemente la cosa più saggia da fare, anche zodiacalmente. Ebbene, oggi luna nuova che si sposta ieri dal Toro, che ha avvantaggiato i segni d'acqua e i segni di terra, si sposta oggi nel simpatico, originale e divertente Gemelli, per cui sono i Fuoco e gli Aria i privilegiati di oggi da questa luna. Quindi Ariete, Leone e Sagittario, benissimo con il vostro decisionismo che vi porta avanti. Gli Aria più sentimentali, più allegri, più divertenti. I Terra vengono un po' chiaramente rallentati, perché la natura aerea è poco consistente per questo, mentre invece i segni di acqua troveranno i pesci una soluzione pratico-oggettiva molto interessante. Il Cancro avrà delle sorprese sentimentali notevoli, mentre invece lo Scorpione è affascinato da tutta una serie di idee nuove e di progetti che stanno frullando lì per la mente in maniera sorniona. E detto questo, con la mia calma zen, vi auguro una buona giornata. Però quella lì non è una tazzina, è una tazzona, caro Marco. È una tazzona, io sono sempre esagerato da bravo acquario nelle quantità. Beh, fai benissimo, complimenti, grazie Marco Amato, noi rientriamo Grazie in studio. a voi, buona giornata. Altrettanto. Adesso andiamo un po' nel passato, torniamo. Oppure vogliamo dare un'occhiata ai Una sola quotidiani? notizia, ma velocemente, riguarda comunque il mondo del lavoro e le donne, le mamme dimissionarie. Una lavoratrice su 5 lascia il posto dopo il parto, sono il triplo rispetto ai papà, e lo studio di Save the Children non è solo la crisi delle nascite, le donne sono equilibriste, quindi questa è la fotografia. Netto il gap tra nord e mezzogiorno nel sostegno alla genitorialità, e questa è la situazione. Gli esempi degli altri paesi: funzionano le riforme strutturali e non i bonus. Salto nel passato, torniamo al 9 maggio ma del 1921, quando Luigi Pirandello presenta per la prima volta al Teatro Valle di Roma 6 personaggi in cerca d'autore. La serata è turbolenta, il pubblico, confuso dalla struttura rivoluzionaria dell'opera, reagisce gridando "manicomio, manicomio". Il successo arriva con l'edizione del 1925, cioè 4 anni dopo, nella quale, con l'aggiunta di una prefazione, l'autore spiega che insomma siamo sempre a teatro, quindi anche se molto innovativo come quello di Pirandello. 9 maggio ma del 1978, vedete questa foto drammatica, l'Italia assisteva attonita a 2 tragedie che cambiarono per sempre la storia del nostro paese: il ritrovamento del corpo senza vita di Aldo Moro e l'uccisione del giornalista Peppino Impastato per mano della mafia. Il 9 maggio del 1994 il Parlamento del Sudafrica, fresco di elezioni, elegge alla unanimità Nelson Mandela nuovo Presidente della Repubblica. È il primo Presidente nero della nazione. L'insediamento, trasmesso per televisione, avviene a Pretoria il 10 maggio e viene visto da oltre 1 miliardo di persone in tutto il mondo.
Il 9 maggio del 2012 Barack Obama si schiera a favore del matrimonio fra persone dello stesso sesso, diventando il primo presidente degli Stati Uniti d'America favorevole al matrimonio di questo tipo. E siamo al 9 maggio, ma del 2021 viene beatificato nella cattedrale di Agrigento il magistrato, lo stiamo vedendo, Rosario Livatino, ucciso dalla stida. È il primo magistrato beato nella storia della Chiesa Cattolica.